Grazie a tutti. Siamo arrivati per certi versi finalmente alla conclusione di questa campagna elettorale. Campagna elettorale che, come dicevamo prima, è un momento importante, ma molto spesso è anche un momento di impegno forte. E per i candidati, per gli amici che sono impegnati in questo periodo, sicuramente è un impegno forte che comunque viene fatto con l'entusiasmo del gruppo, con l'affetto degli amici, e poi si vede lievitare giorno per giorno un gruppo che di giorno in giorno comunque si alimenta e senti l'affetto, l'amicizia, il consenso, l'appoggio di tanti amici, e questo che ti fa andare avanti in questo periodo, superando le scorrettezze, superando tutte le situazioni di difficoltà, perché comunque di giorno in giorno si ritrova tanti amici insieme, e questo è il momento più bello, l'aspetto più bello è quello che ti dà coraggio e ti fa andare avanti in questo percorso che è veramente impegnativo, un percorso comunque che dobbiamo fare insieme e che insieme dobbiamo decidere che cosa fare di questo nostro governo provinciale, perché è di questo che vogliamo parlare, è di questo che vogliamo confrontarci. Poi, signori, noi non siamo i giudici siete voi. Siete voi che stabilite comunque quali sono i verdetti, siete voi che stabilite chi sono i vostri rappresentanti, siete voi che stabilite quale governo vi deve governare, e siete voi che vi giudicherete alla fine del mandato, come hanno governato, se hanno governato nel vostro interesse o non nel vostro interesse. Per cui da questo punto di vista una grande serenità, ma una forte determinazione, perché da rappresentante di questo territorio comunque c'è la necessità di modificare, di dare una sterzata ad una provincia che non ha saputo rappresentare i cittadini salentini in questi 5 anni. E quando parlo della provincia di Lecce parlo della Giunta Pellegrino, che prima di tutti noi, credo che prima di tutti noi abbia deluso proprio i suoi sostenitori, chi per un fatto ideale, per un fatto di scelta ha votato quella giunta, chi comunque ha sperato che quella Giunta Pellegrino potesse dare un percorso, uno sviluppo, una sterzata a questo territorio. E credo che più di tutti chi è rimasto deluso, e lo avverto giornalmente girando comunque i comuni del collegio, chi forse è più deluso ed è più arrabbiato di questa esperienza sono proprio gli elettori di quella Giunta Pellegrino, che una Giunta Pellegrino, come abbiamo detto in queste serate, che è rimasta esterna ai problemi del territorio, che ancora, perché non lo so, perché non ha ripetuto il senatore Pellegrino il viaggio nella sud-est, stavolta gli avremmo messo gli indiani, saremmo stati, il quadretto sarebbe stato completo, perché quando prometteva 5 anni fa una metropolitana di superficie, ancora ci sono i trenini di 5 anni fa, più vecchi, e mancano solo gli indiani. Ci avrebbe aggiunto quelli e avremmo fatto una fotografia migliore. Questa è la verità, questa è la cruda verità di un'amministrazione che si è dimenticata di un territorio, che soprattutto si è dimenticata di un capo di Leuca che non esiste, perché prima vi dicevo che la sede dell'Alba Service, e attenzione, l'Alba Service è una società importante per la provincia, perché comunque ha tutte le attività di manutenzione della provincia di Lecce, sta a Trepuzzi, signori miei, e Trepuzzi sta dopo Lecce. Questa è la verità di una giunta che si è dimenticata che i cittadini le tasse le pagano, che ha fatto pagare gli accessi, che ha fatto migliaia e migliaia di controlli alle caldaie, ce ne siamo dimenticati più del dovuto, che abbiamo dovuto fare le barricate per cercare di non far aumentare quella che era la tassa sulle caldaie come gruppo di opposizione. Questa è la Giunta Pellegrino di questi anni, questo è quello che è stato fatto, e oggi non è possibile che la vicepresidente di quella giunta, che comunque ha condiviso questo percorso per 5 anni, possa oggi rappresentare un elemento di novità e di discontinuità. Ma come ha fatto? Come l'ha guadagnato quel ruolo? Ha cercato in questi 5 anni comunque di distinguersi da una giunta che è stata apatica, che è stata comunque esterna a tutte le problematiche di questo territorio, per cui una giunta è una proposta, quella del centro-sinistra, che non è credibile e che spesso sento non riscuote la fiducia e il consenso nemmeno di tante persone che a sinistra hanno creduto, che a sinistra hanno speso le proprie intelligenze, le proprie passioni, il proprio impegno, e che hanno visto frantumare i loro sogni, perché questa è la verità, signori. E se oggi c'è in Italia un centrodestra che comunque governa, e governa anche bene, e che ha il consenso di tanti elettori, è perché la sinistra ha deluso prima di tutto gli elettori di sinistra, perché ha scordato
questi elettori di sinistra, perché ha venduto l'anima al diavolo, perché ha inseguito il centro dimenticando la sinistra, perché ha cercato di tirare fuori un pasticcio che è il Partito Democratico, due visioni della vita e della società che sono diametralmente opposte, ma che comunque nell'interesse non so di che cosa o di chi hanno cercato di fonderli, con il risultato di che cosa? Di avere una sinistra allo sbando, una sinistra che non ha punti di riferimento e un centro che non si sente a suo agio, un partito che non riesce a trovare collocazione in Europa, perché in Europa non esiste un'esperienza come quella del PD italiano e quindi anche locale e provinciale. Questa è la verità. Che cosa inseguono? Inseguono ideali di sinistra? Non lo inseguono più e le persone di sinistra non si sentono più rappresentate da queste amministrazioni e da questi politici. Questa è la verità. Ecco perché il consenso del centrodestra aumenta, ecco perché il consenso del centrodestra comunque porta a governare il paese ed avere risultati che sono apprezzati anche a sinistra. Questa è la svolta e forse per la prima volta dopo il crollo delle ideologie, dopo il crollo comunque delle forti ideologie che hanno ingabbiato le persone, perché molto spesso le ideologie saranno state una grande cosa ma hanno bloccato le persone, li hanno bloccati su due blocchi contrapposti e forse gli hanno limitato la possibilità di decidere, la libertà di decidere, volta per volta, sull'aspetto ideale sicuramente, ma sull'aspetto programmatico, sulle persone, perché molto spesso, signori, le idee camminano sulle gambe delle persone, non vanno avanti da sole e quando oggi sentiamo che i programmi, anche nelle mezzi di comunicazione, si somigliano tutti vogliono energia alternativa, tutti vogliamo sicurezza stradale, tutti vogliamo sviluppare il turismo, tutti vogliamo le stesse cose, il problema è come si fanno, con quali gambi si portano avanti, con quali strumenti si portano avanti, si portano con gli strumenti comunque del ciclo dei rifiuti, che adesso siamo quasi sull'orlo di una nuova crisi e siamo alla vigilia della stagione estiva. C'è il lato Lecce 2, tutti i comuni del centro, della provincia che non fanno la raccolta dei rifiuti, perché comunque c'è un ciclo dei rifiuti che non è stato completato, perché un governo centrale, un governo Vendola della regione Puglia ha avuto timore, titubanza ad applicare un piano fitto che comunque era stato redatto e che comunque prevedeva una soluzione, un percorso per completare il piano dei rifiuti e per comunque una ideologia, quella sì, del no, del forze, della paura anche delle ombre, questo non va bene, quest'altro non va bene e noi rimaniamo con le discariche di Burgesi ad Uggetto che comunque fanno i danni che fanno, con la spazzatura per strada nel lato Lecce 2 e con un sistema del ciclo dei rifiuti che non è completo. Le competenze adesso sono della provincia, il controllo è della provincia e noi sfioriamo un'altra Campania e noi siamo un territorio che è stato scoperto dal mondo, il Salento è fra le terre più belle del mondo, noi ci accingiamo a fare turismo e lo facciamo con i rifiuti per strada, perché una classe dirigente, un presidente Vendola ancora sogna, lui ancora sogna, perché i manifesti questi sono un sogno utile, le persone stentano a prendere sonno. Questa è la verità, le persone hanno gli incubi perché c'è una crisi dilagante, perché attraverso il turismo sicuramente potremmo segnare un percorso di sviluppo per questo territorio e noi abbiamo i rifiuti per strada. Questo è l'apparato centrale che ci ha governato in questi anni e che ci sta facendo scontare gravissimi ritardi. E poi, signori miei, ho sentito parlare che comunque stanno togliendo i fondi FAS del sud per le aree sottosviluppate, che il governo li distrae per altre parti. Beh, signori miei, con l'esperienza Fitto la regione Puglia non solo ha speso tutti i soldi che la comunità europea ha mandato nella regione Puglia, ma ha avuto anche le premialità perché li ha saputi spendere bene e nei tempi dovuti. Oggi, con l'ultimo programma che ci vede beneficiari, diciamo, in Europa dei contributi europei, è l'ultimo treno 2007-2013, noi siamo a metà del 2009 e non abbiamo ancora speso una lira dei fondi comunitari. Questa è la realtà. Noi stiamo bruciando milioni di euro per l'incapacità di un governo regionale e provinciale di programmare interventi sul territorio. Questa è la verità che bisogna dirsi, altro che lamentarsi che distraggono le opere, perché comunque dopo anni di incertezze una statale Maglie Leuca viene finanziata e qualcuno pensava comunque, e lo avete sentito ed era il presidente Pellegrino, di lasciare